Grande lavoro per i volontari dei centri di ascolto Caritas di Vittorio Veneto nel 2010. Circa 400 le famiglie che lo scorso anno si sono rivolte agli sportelli e punti di ascolto per raccontare le loro storie di ordinaria povertà, le difficoltà ad arrivare a fine mese, le preoccupazioni. La diocesi è intervenuta in 306 casi, erogando più di 350.000 euro. Il Mottense è stato il territorio maggiormente aiutato, con 67 interventi pari a circa 86.000 euro, seguito dalla Colonna, 43 casi accolti e 47.000 euro erogati, Conegliano, 37 famiglie e 43.000 euro, il quartiere del Piave con 29 casi e 42.000 euro. Il 75% delle persone che si rivolgono ai centri Caritas è straniero, gli italiani sono però in aumento con il 25%, tra le nazionalità spiccano il Marocco, l'Albania e la Romania. Don Ferruccio, nel 2010 più di 350.000 euro sono stati erogati dal Fondo di solidarietà alle persone bisognose. Sono cifre importanti per un'organizzazione capillare, territoriale, che davvero sta dando dei risultati interessanti, insomma, anche un po' preoccupanti se vogliamo. Sì, questa struttura che è stata fatta è per coloro che hanno perso il lavoro. E quindi abbiamo cercato di venire incontro a delle situazioni familiari di persone che si sono trovate senza lavoro. Ecco, la somma stanziata è stata grande, ma anche poi le necessità sono state moltissime. Ecco, abbiamo iniziato a fine 2009, il 2010 è stato un anno di grande lavoro. Si sperava che il 2011 fosse un po' più tranquillo, mentre invece anche si vede che le difficoltà continuano ancora anche nel 2011. Ecco, e questo ci fa un po' riflettere, pensare e anche vedere un po' come possiamo venire incontro, perché già ci sono delle persone che chiedono per la seconda volta questo aiuto del Fondo di solidarietà. Ecco, Don Ferruccio, lo 70% abbondante delle persone che si rivolgono ai centri di ascolto e quindi poi accedono al fondo di solidarietà sono straniere, però c'è un 30% di italiani, che è un dato rilevante. Sì, ecco, questo che è un'osservazione molto importante, perché si pensa che siano soltanto gli stranieri, mentre invece ecco, le difficoltà e la crisi comincia anche a toccare delle famiglie italiane, ecco, con situazioni molto diverse. Ecco, poi un dato da sottolineare anche per le famiglie italiane è questo, che sono in età giovane. Ecco, e questo fa riflettere ancora di più, perché a volte si trovano già da giovani, ecco, sui 35, 30, 35, tra i 30 e i 40 anni si trovano già in difficoltà e quindi ecco, senza prospettive per il futuro, per l'avvenire. Ecco, quando erogate le somme che vengono richieste, dopo ovviamente aver vagliato attentamente le situazioni, avviate anche dei percorsi, tra virgolette, educativi all'uso del denaro, al risparmio, per esempio? Sì, ecco, e questo è uno dei nostri impegni, ecco perché molto spesso ci accorgiamo che queste persone non sanno gestire. Ecco, e allora l'educazione nel gestire anche il denaro diventa molto importante, perché altrimenti si troveranno sempre in situazioni di necessità. Quindi c'è un accompagnamento dopo, quando viene, cioè il denaro non lo consegniamo subito, ma è una persona incaricata che aiuta a vedere un po' quali sono le spese più urgenti, le bollette da pagare, ecco, e quindi un po' alla volta educare anche per vedere come si usa un po' il denaro e quali sono le spese che sono più necessarie e altre che possono attendere, che possono aspettare. Ecco, quindi il compito dell'educazione è un compito molto importante, ecco, e su questo noi cerchiamo di lavorare, di impegnarci e di dire anche alle persone che poi hanno questo incarico di accompagnare questa gente che ha ricevuto un aiuto. Ecco, Don Ferruccio, 350.000 euro sono davvero una somma consistente, in parte arriva dall'8 per 1000, proprio dalla destinazione alla carità, e poi da dove arrivano i fondi? La maggior parte quindi dal fondo d'8 per 1000 per la carità, una parte della carità del Vescovo. E una parte poi dalle parrocchie, abbiamo fatto anche delle giornate indette nelle parrocchie per la raccolta di questi fondi, una parte da privati,
Ecco, quello che dobbiamo lamentare è questo, che non ci sono stati degli aiuti, dei contributi da parte delle amministrazioni comunali e da parte anche delle banche. Quindi praticamente soltanto la diocesi, la chiesa, le parrocchie e tante persone individuali che hanno dato queste offerte. Il 31 dicembre scorso in cassa erano rimasti poco più di 33.000 euro, aumentati grazie ai 100.000 incassati dall'8 per 1000 destinati alla carità. Giovanni, abbiamo visto più di 350.000 euro erogati, erano arrivate più di 300 domande. Ecco un po' la tipologia di chi si avvicina al centro e che poi si rivolge al Fondo di Solidarietà. Il 25% delle persone sono italiane, il 75% sono persone immigrate, abbiamo persone di una media d'età di 42 anni, tutte persone con 2 figli, situazioni familiari complicate. Spesso all'interno delle famiglie ci sono anche problemi di salute rilevanti. Sono persone altamente indebitate, anche con debiti legati al mutuo casa, ma anche debiti legati a semplici acquisti, da lavastoviglie e lavatrice. Il prestito facile avuto in anni addietro, no? Ha consentito a molte persone che avevano lavoro in quel mentre di fare appunto questi prestiti che dopo si sono trovati in difficoltà a restituire. Possiamo dire che questo è anche un fenomeno particolare, no? Nel senso che proprio gli ultimi 10 anni che ha spopolato un po' l'acquisto a rate, l'indebitamento anche per i beni di consumo, ha creato un po' questa situazione di indebitamento che poi all'avvento della crisi è diventata una lama tagliente, insomma. Sì, ci siamo scoperti tutti ricchi, in realtà eravamo tutti poveri perché la vera ricchezza non era reale e quindi questa cosa ha messo a terra le persone, soprattutto quelle più fragili che non riuscivano a capire l'evolversi dei tempi, non l'hanno capito le nazioni come facevano a capire le persone maggiormente in difficoltà o che avevano trovato danari per un lavoro individuato, no? Nel momento in cui la crescita sembrava infinita. Ciò non è avvenuto e le persone nel momento in cui dovevano restituire parte del loro debito e trovarsi senza lavoro nel contempo sono trovate veramente in difficoltà. Tutte persone che si rivolgono a noi sono persone estremamente dignitose, che si vergognano, non arrivano in punta di piedi ai centri d'ascolto. Arrivano non con quello che ci viene spesso mostrato in televisione, no? Con la sicurezza, no? Del trovare l'aiuto, la sicurezza del dire trovo la strada facile, no? Per non lavorare e guadagnare. Non è questa, arrivano persone che hanno lavorato, si sono veramente piegate in due per trovare lavoro e dopo, quando si sono trovate veramente in difficoltà con il lavoro, con le bollette da pagare, con i prestiti, con il cibo, con i bimbi da portare a scuola, con i libri non più nella disponibilità, si sono veramente avvicinate in punta di piedi ai centri di ascolto cercando conforto, con piena e grande dignità. Questo va detto. Il dato più significativo è però che a rivolgersi agli sportelli Caritas è stato solo lo 0,3% della popolazione. Immaginiamo quindi cosa potrebbe succedere se l'incremento dovesse essere anche minimo. Dignità e responsabilità contraddistinguono le persone che richiedono questi aiuti. Alec e la moglie, rumeni, sono in Italia da 10 anni. Come siete arrivati al fondo, al centro di ascolto e quindi poi anche alla richiesta di un fondo di solidarietà? Ci siamo arrivati qua a un fondo di solidarietà per problemi che ci sono stati l'anno scorso. Ci sono in cassa integrazione dal 1° dicembre, che non abbiamo preso neanche un soldo fino adesso, ma pagamenti che ci sono stati ultimi mesi, che la ditta è in fallimento, per 6 mesi non ci siamo stati pagati. E adesso ci siamo venuti qua per vedere se si trova una soluzione per andare avanti, insomma. Avete trovato accoglienza, ascolto e che cosa vi propongono quindi? Ho trovato delle signore che ci sono abbastanza fiduciose con noi, ne ha spiegato come funziona, ne ha dato anche dei consigli, sì. Adesso dobbiamo portare dei documenti sabato mattina per vedere come... Sì. E è difficile però, soprattutto con una famiglia, ovviamente arrivare a fine mese diventa veramente complicato.
È complicato, sì, per non avere soldi di pagare affitto, di pagare... Abbiamo anche bambini a scuola perché paghiamo anche 75 euro solo alla mensa. Beh, comunque bisogna trovare una soluzione di passare tutte queste crisi, perché non ci sono state mai fino... Se era lavoro adesso si andava a lavorare, si prendeva soldi, si andava avanti. Adesso... È faticoso, soprattutto se ci sono dei bambini che vanno a scuola, che devono arrivare, però è importante anche sapere che ci sono dei punti di riferimento, come può essere appunto il centro di ascolto. Sì, sì, siamo venuti qua anche, mi hanno dato un po' di aiuto, qua, vestitini, la carrozzina, un lettino, perché siamo arrivati che non abbiamo soldi per prendere, con cosa? Io non lavoro, mio marito non lavora. E il pensiero di tornare eventualmente a casa, questo però non ci pensate, ecco, comunque pur nella difficoltà si rimane qua perché si spera di trovare magari un lavoro, delle soluzioni. Sì, sì, perché anche lì non c'è lavoro, come qua, ma qua abbiamo un po' di speranza che troviamo qualcosa, ma lì. Dopo 10 anni di lavoro qua continuamente come siamo abituati qua, torniamo a casa ma ci troviamo, siamo abituati qua. Insomma. Ormai siete inseriti e integrati qua, giustamente. Se era un anno o due si poteva tornare a casa. Ma Dopo 10 anni è ancora più difficile forse trovarsi in questa situazione. male, torniamo a casa, sì, se continua male. Speriamo che invece si risolva la situazione. Pagarlo, di mangiare, è la bambina che mangia e arriva anche